pagato l'inizio dei due tempi, perché Venezia è partito fortissimo in entrambi i tempi. Padova all'inizio sembrava che ci ha capito poco. Non è tanto aver capito poco, dopo 3 minuti sono invaderati con una palla lunga, siamo andati, abbiamo fatto un errore sicuramente di posizionamento, abbiamo preso gol. La reazione del primo tempo l'abbiamo avuta, nel senso che anche noi abbiamo avuto l'opportunità di fare gol con Mazzocco in altre possibili circostanze. L'inizio del secondo tempo sicuramente, anche lì su una palla in uscita, c'è stata anche la bravura del giocatore, insomma, che ha fatto un gran tiro, però era una palla in uscita, in 3 abbiamo perso palla e abbiamo concesso questa situazione. Però la cosa che mi fa un po' più arrabbiare è che l'avevamo rimessa in piedi, e prendere un gol su un calcio da fermo c'è stato sicuramente un errore di attenzione. Questo ha chiuso la partita, chiaramente potevamo ancora pareggiarla, nel senso che non sarebbe stato semplice, però l'opportunità ci sarebbe stata di prendere gol in questo modo. Mi dà un po' fastidio, avremmo voluto prenderlo su una ripartenza in modo diverso, allora potevo anche capirlo. Così mi spiace perché poteva cambiare l'esito della partita, però insomma il calcio è fatto anche di queste situazioni. Venezia è una squadra forte, è una squadra che ci ha messo in difficoltà, però credo che oggi abbiamo comunque cercato di dire la nostra comunque. Ecco, dal punto di vista individuale forse più di qualcuno stasera non è stato al top, quelli che conosciamo. Sì, sicuramente quando perdi una gara ci sono, l'avversario ha fatto meglio di te sotto tanti punti di vista e sicuramente alcuni giocatori non ci sono espressi sui livelli che avevamo visto altre volte, questo sicuramente c'è stato. Come mai alla fine hai deciso di magari non giocartela un po' di più con qualcuno in più degli elementi che di solito giocano più spesso e inserirli solo nel secondo tempo? Magari si pensava che dietro la punta potesse giocare uno di questi, si pensava a Vettori, l'avevamo visto ieri, ma per carità, anche Netto poi doveva entrare, alla fine loro hanno fatto il 3-1 subito prima, ok, però la sensazione è che forse ce la si poteva giocare un po' di più. Al primo tempo ce la siamo giocata, eravamo sotto 1-0, però abbiamo avuto le nostre situazioni. C'erano in campo giocatori che avevano giocato la settimana prima e comunque la formazione era competitiva. I cambi nel secondo tempo, stavo facendo un cambio in contemporanea, abbiamo pareggiato, ho aspettato 5-6 minuti perché Bentardini aveva un problema al polpaccio, quindi il cambio è stato un po' obbligato. Sicuramente la defezione di stamattina di Altinier qualche cosa ci ha tolto anche sotto quell'aspetto, perché avevo in mente di fare un altro tipo di situazione, però purtroppo sia lui che Bindi sono stati male, quindi abbiamo dovuto con Alfaghetti fortunato fare di necessità virtù su questo aspetto. Cos'è che hanno avuto loro? Hanno avuto un virus intestinale, avevano febbre e sono stati male. Nel primo tempo Veramente non giocare in uno scontro diretto, un ritorno senza i due attaccanti che potevano comunque in un certo modo darti o subentrando o partendo dall'inizio più situazioni per fare gol, qualche cosa ci ha tolto questo aspetto, bisogna accettarlo. nel primo tempo hai detto ve la siete giocata, però abbiamo visto Dechenko molto isolato, poi migliorato qualcosa nel secondo tempo. Non so se Bob, che abbiamo visto molto più indietro rispetto alla partita d'andata, era una tua esplicita richiesta o è lui che ha fatto fatica a trovare la posizione? No, Bob doveva fare la mezzala a sinistra, avevamo
provato gli inserimenti, anche se andate a vedere l'inserimento di Mazzocco era una situazione dove potevamo fare gol e purtroppo l'ha colpita qualche metro fuori, però ripeto, il Venezia nel primo tempo è andato subito in vantaggio, dopo non ci sono state tantissime situazioni nella parte nostra e nella parte loro, però era una partita in equilibrio secondo me. Il secondo tempo ha spostato gli equilibri, non secondo me il secondo gol perché siamo stati bravi a reperla, il terzo gol ha cambiato un po' tutto. Quindi praticamente tu avevi 4 difensori e i 5 centrocampisti, mi pare di capire se Modo doveva fare la mezzala, era questa l'idea, forse la speranza era non prendere gol subito ovviamente e provare magari a giocarsi qualcosa di più tenendo il risultato nella parte finale. Sbaglio a interpretarla così? No, abbiamo coperto un po' più gli esterni, cercando di andare a attaccare alto con Tentardini e Madonna, due loro terzini, dovevamo cercare di andare a forzare l'attacco al centrocampista Stulak, questo siamo riusciti a farlo poco, però insomma la situazione era questa, non potevo mettere in campo 11 titolari, non sarebbe stato non giusto, perché credo anche negli altri ragazzi, se qualcuno oggi ha fatto un po' meno, bisogna anche dargli l'opportunità per giocare, ripeto, una partita al di là di tutto poteva incanarsi in un altro modo e questo non è nessuna partita. Non è rimpianti quindi per... Si parla di rimpianti. Il calcio, parlare dopo è sempre facile, dopo è normale che vai ad analizzare la gara e cerchi di migliorare la situazione, non si può avere rimpianti. Venezia, oggi a tratti avete fatto gran fatica ad arginare, per te personalmente abbiamo visto una partita di grande sofferenza, soprattutto nella prima ora di gioco hai lottato quasi da solo contro la difesa. Sì, sapevamo che la partita un po' era questa, all'inizio si eravamo un po' bassi, un po' distanti, ma dopo pian piano siamo messi a posto. Peccato per i risultati, per aver preso subito il primo gol così dopo pochi minuti, perché alla fine il primo tempo è stato così in porta loro, cioè abbiamo creato più di tanto, quindi peccato perché nonostante tutto abbiamo creato e abbiamo cercato di prendere il risultato. Dov'è secondo te che si poteva fare qualcosa di più oggi? Sotto quale aspetto? No, non so, sulla cattiveria ce l'avevamo messa tutto, abbiamo lottato, abbiamo provato, peccato per gli episodi perché sul poco che hanno fatto, cioè sul primo tiro del primo tempo, il primo del secondo, prendere il gol, ti tagli un po' le gambe, però dopo sul 2-1 la partita è riaperta, potevamo sfruttare un po' meglio, ma va bene, alla fine abbiamo lottato anche fino all'ultimo minuto e va bene così. Per Marico, insomma, eravate un passo dalla finale, guardo comunque che storico per il Padova, quanto la Marico c'è. Sì, tanto, ci tenevamo veramente tanto, ma sul 2-1 ci credevo, ci speravo, poi sul 2-2 passavamo noi. Poi dopo un paio di minuti abbiamo preso quello 3-1, ma anche lì abbiamo cercato di continuare a cercare il gol, però è andata così, adesso testa il campionato perché finché la macchina automatica ci permette noi lottiamo e non molliamo niente. Tu fisicamente come stai? Insomma, hai giocato, questa è l'andata dall'inizio, stai giocando con continuità anche se non tutti i 90 minuti, come ti senti? Sì, tutti i 90 minuti un po' l'ho patito, però è così, sappiamo che serve continuità. Io sto lavorando duro per quando sarò chiamato in casa, cercherò di dare il mio contributo e una mano alla squadra per quello che mi vuole. Ecco, com'era adesso il clima un po' all'interno dello spogliatoio? Perché è vero che si tratta pur sempre della Coppa e non del campionato, però immagino che può essere una sconfitta pesante, visto Sì, perdere non fa mai, non ti lascia mai contento, ogni cosa che giochi sempre per vincere, quindi ce ne avevamo tanto perché alla fine si trattava stavamo giocando una finale,
adesso è andata così e adesso veramente il testa del campionato pensiamo solo a quello e cerchiamo di dare il tutto lì.